sono barzellette a tema sugli amici. Due amici che dici, Bare, ti voglio portare questa sera. C'è da uno. Ma da uno, ho capito, no? Ce ne andiamo a Donnine. A Donnine uno. A prostituto, come da là di. Sì, ho capito. Boh, ci vengo. Effettivamente arrivano, dice, Bare, ci vai io, primo ci vai io. Allora, effettivamente chi sto su primo. Dopo 4 ore, 20 minuti ne esce, dice, sì, bello, dice, però parranno con te, onestamente, dice, guarda, te lo dico con sincerità, meglio mia moglie, veramente, no, per qualche cosa, meglio mia moglie. Salza l'amico, dopo un 4 ore ne esce, dice, ma devi te, dice, però parranno con te, guarda, con tutta onestà, aveva ragione, meglio tua moglie. Vero. No, dai, sì, sindaco, ti chiedo scusa, vabbè, meno male che carnevale scherziamo. È così. C'era anche l'altra c'è chi ne parla di sì. No, c'è l'altra barzelletta. Io lo sarò che barzellette mia, dimmi, no, perché stai rompendo, dimmi. Possiamo fare tutti dire, non ti preoccupare. Come che dice l'amico, com'è? Questa ha 2 finali però. Questa ha 2 finali. 2 finali perché 2 amici che si incontrano. Non me la fare raccontare a me, che non c'è. No, se poi dopo la racconto. Già canto, devo dire, è troppo. 2 amici che si incontrano. Bare, ti posso fare una domanda intima? Bare, siamo come frati, che fa scherzi, che problemi ci sono? Bare, ma se tua moglie a letto com'è? Ma c'è uno parla bene, c'è uno parla male. Femmina che c'è il secondo finale, ovvero l'amico che risponde, ma invece da mia moglie non si è lamentato mai lui. Per esempio, poi, no? non cambia niente. Vabbè, poi ce ne sono tante, sugli amici, le mogli, ce ne sono tante, ma evitiamo, se no siamo. Ma anche quella, e poi chiudiamo, poi vediamo la canzone, quando uno torna a casa all'improvviso li trova tutti e due con l'amico, no? No, c'è anche quella, dice, sai, Mari, ci devi dire una cosa, dice, io con mia moglie, dice, prima del matrimonio, dice, non abbiamo fatto sesso, dice, mai, dice, e tu? Che non lo so, come si chiamava tua moglie di signorina? No, dai, ma che uno conosciuto in paese, com'è? Esatto, no, oppure quello che rientra a casa, per esempio, e trova la moglie nuda sul suo letto, completamente nuda, non ci fa caso, che era assessore, perché mi sta tagliando così, che è una cosa strana, no? L'assessore segue con attenzione. È una cosa normale, la moglie era nuda, ognuno ha il suo caso è libero da fare quello che vuole, no? Certo. Come lei mi tagliava con l'occhio, come dire, gioco c'è traffico, no? Perché lei è antico, scusi, lui che era. Lei è antico, lei è geloso, antico, che c'è la moglie dell'assessore qua magari? No, non c'è la moglie dell'assessore, no. Ma però stasera a casa c'è. Esatto, lei è antico, no? Lei torna a casa dopo mezzanotte. Scusi, perché lo sta dicendo in diretta, occhio vivo. Che aspetta, assessore, perché senza microfono non la sentono nemmeno a Belsito. No, dico, onde evitare discussioni inutili, tornerò tardi stanotte. Ecco, da trovarla addormentata, così le discussioni le rinviamo a domattina. Bello, e qui vuole fare discussione con lei? Io penso che no, per dire che. Come stavo per dire, in giunta è rassicurante. Lui era tornato a casa, il marito, un'ora prima. È protettivo, vero sindaco? Come? C'è un sindaco donna, lui è protettivo, capito? Quando Ido quando dice una cosa io avevo un'idea. Se no che dicevo, lui era rientrato un'ora prima, perché solitamente Ido si raccoglieva all'8. Quella sera tornava a casa un'ora prima. Ora dico io, mai tornare a casa un'ora prima? Se uno è meglio che o fai una telefonata, perché è meglio che ne sai cosa, no? Occhio che non miri, cuore che non nola, si dice, no? Lui era tornato a casa, arriva in camera da letto, trova la moglie nuda, non ci fa caso, perché lui era un uomo moderno, coppia aperta, libera, non antico come lui, era libero, aperto, non ci fece caso. Evidentemente la moglie aveva cavolo, si stava svendoleando bene tutta la nuda sul letto. Lui va per aprire l'armadio, e dopo aveva ragione l'assessore, perché dentro l'armadio, in profondità dell'armadio, nell'oscurità dell'armadio, tra una giacca e l'altra dell'armadio, c'erano 2 chiuzzi che tagliavano. Non so se avete presente dei film di Scandara di Dario Argento, che c'è il buio totale e 2 occhi tanti che ti tagliano, che uno saluta dall'aria, no? Io effettivamente salutavo dall'aria. Poi si pigliavo di coraggio, che era la sua casa, allargava i giacchi e si accorgevo che non c'erano solo gli chiuzzi. E non è che ci potevano essere solo gli chiuzzi, signore, a meno che non era uno con l'occhio viso che l'aveva lasciato là, no. C'erano 2 occhi, un uomo, 2 occhi, un naso tutto, sano, vivo, mascolo. Si capiva che era mascolo perché era anura. Certo. C'era uno nudo, entra all'armadio della sua casa, messo cenghino vuol dire laterale, sindaco,
Non è un problema suo, ma lo spiego. Ma non è che il sindaco viene dalla Svizzera? No, però non può capire, non può capire, in quanto donna gli uomini possono capire. Ma cosa? Ma che stai dicendo? L'amante era messo se vi capitasse di essere amanti, anche in un'altra vita, non è che scusa, diamo suggerimenti giusti, no? Se capitasse di essere amanti. Se capitasse a ognuno dei maschi presenti, se vi capitasse di essere amanti, seguite a questa tutti cosa. I maschi presenti, se vi capitasse di essere amanti e arriva il marito di lei, sì, come in questo caso, e siete, come si dice, costretti a nascondervi dentro l'armadio nudi, mettetevi cenchini, perché se vi mettete frontali, quando si chiude l'armadio può arrestare cose da fuori che uno può dire rischi da mansione, che è una cosa che non tutti ci pensano, ma Ido era esperto, ci aveva pensato, era messo cenchino, con le mani a stento si copriva le parti intime, io tagliava scandato, era così, perché se si vedeva uno d'occhio tanto, no? Perché io tagliava, era così. Un marito squadrava la testa dei perici. E tu così. Io sta parlando con me, non è che c'è altra gente che, per cui penso che sta parlando con me, sì, giusto giusto fra tutti quelli se mi chiamo qui con me è giusto. Come ha detto, scusa, con il sogno, è vero? Sì, momento che ora con il sogno, e con il sogno non è che il documento da ancora, questo momento non è facile. Come potesse essere, avanti, secondo lei, io capo, come potesse, non si preoccupa, ce lo dico io. Dunque, allora, col sogno, una cappella non mi sta venendo, lei mi sa la lingua e non mi viene col sogno. Lei vuole sapere col sogno io, no? Lei vuole sapere col sogno io, ce lo dico subito. Batman. Mio marito scioccavo, o dalle aure a testa e piace. Batman. Ma che risposta so? Certo che cazzo di domanda fai? Ora io